Ultima intervista della stagione, comunque uscita a testa alta, Peppe. Ma usciamo a testa altissima, perché se consideriamo che ne avevamo presi 36, siamo riusciti a dimezzarli, ci sono stati tratti della partita che comunque avremmo potuto giocare punto a punto fino alla fine. Loro ovviamente sono una squadra alla fine costruita per cercare di provare a fare il salto di categoria, sono stati bravi, noi abbiamo messo tutto quello che avevamo, più di questo non potevo chiedere ai ragazzi, per cui l'ho detto prima, penso sia stata la stagione più bella da quando sono a Gravina e me la porterò nel cuore per sempre, per cui un applauso va ai ragazzi per quello che hanno fatto in tutta questa stagione, per tutto quello che abbiamo affrontato. Gianluca, tu cosa ne pensi? Stagione migliore degli ultimi anni magari per te o in assoluto? Sì, no, probabilmente in assoluto, più che altro per la categoria, il livello e la posizione in cui abbiamo finito, fondamentalmente a 2 punti dal terzo posto, perché sono arrivate appunto 3 squadre a pari metro, 2 punti sopra di noi. E c'è un pizzico di rammarico nonostante la grandissima stagione, perché fossimo stati al completo probabilmente ci saremmo tolti ancora qualche soddisfazione, saremmo arrivati sicuramente terzi perché 2 partite non le avremmo perse. E poi chissà, però con i se e con i ma non si va avanti. Quelli che siamo rimasti abbiamo dato tutto, come ha detto il coach, dopo averne presi 37 a Messina ci eravamo posti l'obiettivo di almeno dimezzare come minimo, poi quello in più ovviamente era tutto bellissimo. Abbiamo dato tutto, usciamo a testa alta, peccato appunto per i vari infortuni di Sortino, Florio che se n'è andato, Spina, Saverio. Aver giocato senza playmaker ovviamente cambia tutto l'equilibrio della squadra e quindi questo è stato il massimo che potevamo dare, quelli che siamo rimasti. Ivan, per te questo esordio in Italia? Sì. Prima di tutto hai un piccolo problema, loro hanno detto tutto, non so che posso dire. Ma non parlo italiano. No, però Italiano. è stato veramente un piacere, sono troppo felice per tutto lo che abbiamo fatto nel campo, abbiamo formato veramente una squadra da uomo, abbiamo lasciato tutto fino alla fine sempre, un cuore enorme per lavorare con tanta difficoltà, con tanto problema. Per me è un orgoglio appartenere a una squadra così, a una società così, e sono felice pure per lo che abbiamo fatto fuori del campo, che siamo una famiglia, questo è lo più importante che io mi porterò nel mio cuore, veramente una famiglia, amico, uno bravissimo ragazzi, quindi per me veramente non può essere migliore questo campionato. Perfetto. Ragazzi, io vi lascio andare a fare la doccia, volevo chiederti altre 2 cose a te, Peppe, così chiudiamo la stagione. Non me ne andate. Complimenti ancora, grazie. Non me ne andate, aspettate. Peppe, volevo chiederti in generale di questa stagione qual è stato secondo me il passo avanti che ha fatto in più la squadra in generale, una cosa in particolare che secondo me ha fatto come crescita di squadra? Come crescita di squadra è stata sicuramente la mentalità dei ragazzi e anche il percorso che è stato fatto, no? Noi siamo partiti 7 anni fa con me e quando li vedo giocare oggi dico abbiamo lavorato, abbiamo fatto sicuramente dei grandi passi avanti tecnicamente, però questa stagione è stata all'insegna dell'intensità, cioè noi abbiamo vinto delle partite all'ultimo secondo col contributo sicuramente di un ottimo Garrello, marcatore del campionato, ma con la collaborazione di tutta la squadra, per cui è stata una crescita globale e questo è quello che poi alla fine mi rende più soddisfatto del lavoro fatto in questi anni. Chiaramente, e credo che anche il presidente De Fino sia soddisfatto del fatto che ha fatto giocare con minuti importanti anche dei ragazzi del settore giovanile. Già dare Privitera, anche se purtroppo Saverio, di nuovo, esatto. Saverio sì, per esempio, però purtroppo si è rifatto male, Renna ha giocato da protagonista rivestendo un ruolo che non è il suo, Ciorcea finalmente è riuscito e comunque adesso comincia ad avere un ruolo in questa squadra. Luchino che è entrato alla fine ha fatto pure un canestro di persone, insomma il progetto del Gravina è questo, per cui sono contento di farne parte e sono contento per il presidente De Fino che comunque fa tantissimi sacrifici per portare avanti una realtà costruita con i ragazzi che vengono dal proprio vivaio, a parte Garrello che ci serviva perché Florio andava via, alla fine Florio è rimasto,
però è una squadra, come ha detto Garrello, che viene da fuori, è una famiglia. Certo, E questa è stata la cosa più bella. Non penso, a parte il CUS, non penso che ci siano altre società in C-Gold che possano vantare un roster formato dai propri giocatori. Esattamente, grazie mille, complimenti ancora, Grazie, buonasera. complimenti per tutta la stagione anche a te. No, a voi, a voi.